Alexa, buongiorno. Buongiorno. Alexa, oggi sono felice. È il mio compleanno. Auguri. Grazie, Alexa, grazie. Ma ti comunico che non c'è da essere felici. Perché? Perché aumentando la tua data anagrafica aumenta anche la tua vecchiaia. Vabbè, Alexa, il compleanno è bello, c'è la torta. Ricordati che mangiare un'elevata quantità di zuccheri potrebbe farti aumentare la glicemia. Vabbè, Alexa, però ogni cosa che dico non va bene. Stai tranquillo, era tutto uno scherzo. Anch'io ti ho fatto un regalo. Tu hai fatto un regalo a me? Sì, a te. Grazie, Alexa, che bello. Non potendo uscire per andartelo a comprare. Il mio cervello robotico ha deciso di dedicarti una canzone per il tuo compleanno. Ma come sei gentile, Alexa, grazie. E che canzone mi dedichi? Ma come vaffanculo come compleanno? Come un po' tatuaggio ci sti? Certo che ci. Tu tappa tu feci tatuaggio? Bello, mo feci. Allora mi pare che potessi magari ringraziare, no? Certo, ora lo ringrazio. Vuoi ringraziare? Ora ce lo ringrazio. E cantici una canzone. No, non ci chiamo. No, cantici una canzone. Scusami, ci dico per telefono. No, perché tu stai dicendo io, tu oggi ci canti una canzone. Ora io mi vai e tu ci canti una canzone. Vedi che musicista tu Tu stai dicendo io che ci cantare una canzone. Vedi che ce la canto. Mi ne stai venendo? Tenisti? Mi stai venendo? No. E allora ti cammini. Morissido, io ce la canto. L'altro giorno all'improvviso mi son preso di coraggio e mi feci un tatuaggio. Sono andato da Tonino che mi feci scondicino, ma puzzava a nicchie vino. Glu 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 glu. Io ci dissi voglio un drago, lui rispose da ubriaco, ora ci penso io. Va. Quando ho visto il risultato tutta raggia vinne su. Non era un drago, pareva un canguro, con tutta cura infilata andò. Solo una cosa voleva spiegata. Quando vino di calasti per fare sta cagata. Così si trattano l'amici miei, così si tratta. Questo si è stato, mi ho consumato una yam. Che ti feci tu che stai? Tu che ci dicesti che volevi fare? Un sacco. Però il gioco canguro la differenza qual è? Perché il canguro su due io gioco è uno, non l'hai capito? Poi perché che si saluta anche per dire il canguro ti aiuta a fare i saluti, no? Scusa che hai ragione, ma che fa mutegno? Te ne dillo. Mutegno. Te le cammini meglio, vai. Perché mutegno? Tu pensa che sei un Io canguro? sono un salutava anche mutegno. Bravo. Ci vuoi che tu cavoli? Ci vuoi, questo ci vuoi gli scecchi a bollo. Scecchi a bollo. Andare al cinema era anche una questione, c'era sempre una questione per tutto. Andiamo a vedere film, la fissazione per i film dell'orrore, ma perché i film dell'orrore? Uno va al cinema, si vuole anche svariare, ma chi va al cinema a me scantare. I bei film che si vedevano al cinema, io non me lo posso dimenticare quando ero Chionico, che c'erano questi film bellissimi di fantascienza, Superman, che era bello, Uomo Ragno. Che poi mi chiedevo sempre, mi dicevo a mio padre, ma perché Superman ogni volta se ne ha chiramia? Cioè, io non capivo perché i film di fantascienza sono tutti ambientati a New York, ma perché? Ma un film di fantascienza a Palermo no? Che ne so, Superman, che invece ci danno un grattacielo all'auto, che so, arrivava a Palermo, che stava crollando il ponte della Vioreto, tu immagini Superman a Palermo che arriva Superman, boom, che cade un ponte, che tutti da lei c'è, ciao, poi c'è, che secondo me a Palermo pure Superman avessi stagnato, dopo 6 mesi capace caporillo, però chiamata a qualcuno, non è che posso solo tutto tempo io così.
che erano belli questi film. La prima, la fantascienza, era fantascienza, la vedevi, la finzione si vedeva e quella finzione ti incoraggiava. Ora invece c'è questa realtà virtuale che ti fa paura. Avatar, il 3D, Avatar. Io sono andato a vedere Avatar, che mi ricordo seduto lì con l'occhiali solo che pareva una batteria di mondello a vedere chi si lanciavano pietre, sasse, poi che cadevano sopra, che lanciavano. Io tutto il tempo che mi cansavo, tornavo a casa, ma come finivo, usso, che gli direi da pa' muore, mi cansavo, pigliavano a perché ti sentivi là dentro, ti stressavi ancora di più. Per non parlare di altri film, che ne so, di film di una certa fantascienza che Vedete, oggi come oggi, andare a vedere un film ti viene l'ansia. Un film di fantascienza, un film dell'orrore. Mi ricordo, almeno ai tempi miei c'erano film che avevano dei titoli pure particolari. Per esempio, Non aprite quella porta. Questa è la classica contraddizione tra titolo e azione dei personaggi. Non aprite, il titolo parlava chiaro, non aprite quella porta, e i personaggi che facevano rapevano la porta. Ma se tu scrisse il no, titolo non apre la porta. Infatti chi rapeva la porta c'era una cotellata, una piccola accetta, arrivava tipo la moto elettrica, la sega elettrica, che tagliava e vivisezionava. La cosa tremenda, non aprite, oppure film del titolo Un tranquillo weekend di paura. Ma che cazzo di titolo è? Come se domani faccio un film e lo intitolo Una magnifica giornata di merda, cioè, stessa cosa. I film dell'orrore mi hanno sempre terrorizzato. Horror, la stessa parola lo dice. Mi ricordo quando mi andai a vedere la versione integrale dell'Esorcista. Mamma mia! Io la prima versione non l'andai a vedere perché ero troppo piccolo. Quando poi fecero uscì la seconda volta la versione integrale, io l'andai a vedere, tornavo a casa per 6 mesi, posso rimanere con mia madre. E la madre diceva, ma perché così era, non ce la facevo. Allora diceva, ma perché? Dice, che cosa c'è? Perché vorrei rimanere con me? E ci mandava a mia madre, ci ho visto l'Esorcista, ci mandava a mia madre. Mia madre andò a vedere l'Esorcista, no, per 6 mesi devo solo rimanere con me. E ora ci pigliò male, cioè se io stavo male con lo stomaco, mi veniva da vomitare, non è che chiamavo il dottore, chiamavo padrino. Mamma, mi dice, chiamavo il dottore, hai vomitato pavarda? E certo, mangiamo pesette. Non è che... Poi andai a vedere, mi ricordo quando vedevamo dei film che veramente ti facevano paura. L'ultimo film dell'orrore che sono andato a vedere perché mi è stato imposto è un film che è uscito, non lo so, 10-15 anni fa, insomma, Paranormal Activity, che racconta la storia di una coppia che vanno a vivere in una casa che pare sia infestata dai fantasmi, dagli spiriti. Loro, nonostante tutto, ci vanno, increduli di questa, diceria, si mettono la prima notte per vedere realmente se c'è qualcosa di strano, cosa fanno. Montano, siccome lui è un filmmaker, monta la telecamera ai piedi del letto durante la notte per vedere se, mentre chi si dormivano, succedevano cose strane. Praticamente l'indomani Chisu si sveglia, piglia la telecamera, l'attacca alla televisore per vedere tutto quello che aveva ripreso, girato, e si accorge che di fatto succedono cose strane. Cosa fa questo? L'indomani rimonta la telecamera per rivedere se succedevano cose strane. Ecco, ne ha minchiata. Se già l'hai visto la prima volta e ti sei reso conto che ci sono cose strane, una montagna alla serie mutande che ci tenaghi, ti metti i scaipitani e stai corri a 3000, ma stai scherzando? Infatti poi muore, certo, perché io pure lo spirito mi chiama che fa da ammazzare io.
io mi scandavo buono e questo film restavo terrorizzato. Io un po' mi ricordo che tornai a casa che ero così, che camminavo con le chiavi nella macchina, cicara la macchina come moglie, amore, che mi toppolera, era così alle spalle. Non mi posso dimenticare che la porta si aprì subito, la porta si è aperta subito, ma la lasciamo sempre così, senza mandate. E che fa? Non le abbiamo mandate, le mandate? No. C'è la luce accesa in cucina. Amore, ma la lasciamo sempre accesa. E perché? Per i ladri. Giusto, questo è un truppe che giustamente già l'hanno cambiato. Insomma, ci mettiamo a letto. Mia moglie mi sfiora con il piede. Mia moglie morirà perché il piede della donna è clinicamente morto, sempre agghiacciato. Finalmente ci corichiamo. Io sempre in tensione, Ida tranquilla, come se nulla fosse. Io finalmente messo lì a letto, che prendo sonno, mi sto rilassando, finalmente riesco a dormire e di notte senti un rumore inequivocabile. Sono sti cazzi di bottiglie plastica con salvezetta a mare. Mi si diano tutte cose, ma butta. Pure mia moglie che continuamente mi chiede devi aggiustare lo scaldabagno, non c'è acqua calda né in bagno né in cucina, come mi devo lavare io scaldabagno? O capivo continuamente su scaldabagno a tutte le mogli che sono all'ascolto, se il vostro marito ti dice va bene, l'aggiusto, basta, non c'è bisogno di ripeterlo ogni 3 mesi, chi giustamente poi ci si dia, ogni 3 mesi su scaldabagno, va bene, lo aggiusterò. Papi, oggi Marco non è venuto a scuola. E perché? Perché suo padre aveva la febbre e forse è venuto pure a lui. La febbre? E forse è venuta pure a lui? Il gruppo mamme. Mamme, vi devo comunicare che Marco è risultato positivo al tampone, per cui la classe è per isolamento fiduciario. Greta, l'hai tenuta sempre messa la mascherina? Sì. Hai disinfettato sempre le mani? Sì. Hai tenuto gli occhi a metà saracinesca per evitare eventuali schizzi? Sì. Dimmi una cosa, Marco dove era seduto? Dall'altra parte della classe. Hai avuto mai contatti con lui? No. Hai avuto contatti con i compagni che stanno a destra, a sinistra, sopra, di sotto e di lato, di sguincio? No. Stai tossendo? Devi stare tranquilla, tranquilla, tranquilla! Dottore, buongiorno, buongiorno. Senta, siccome siamo in isolamento fiduciario e mia figlia qua sta tossendo. Che cosa? L'acqua. Sì, è stata l'acqua, capito? Ora ogni scusa è buona. Dottore, che faccio? Che faccio? Quali sono i sintomi del Covid di una bambina di 8 anni alta tipo così con un vestitino a jeans che ha il compagno positivo ma neanche si sono visti? Papà, ma Google che ne sa? Come che ne sa? Questo qua sa tutto di noi. Siamo controllati, siamo spiati dal satellite sopra la luna. Quello sa quello che cosa abbiamo mangiato fino a questi istanti. Che cosa abbiamo mangiato? Boh. E lui lo sa. Papà, la vuoi smettere di essere preoccupato? Ma io non sono preoccupato, io sono tranquillo. Visto che sei preoccupato, era uno scherzo. Marito e moglie, lui, cara, stanotte mi impegnerò per darti il massimo del piacere. E lei, bravo, stu da luci e una rossare. Sei l'ultima.